Eder, Mech, Pallister. Un nuovo tassello si inserisce nel mistero fitto che avvolge la scomparsa e la morte di Liliana Resinovic. Una telefonata, partita forse dal laboratorio di Sebastiano Visintin la mattina del 14 dicembre 2021, rischia di incrinare irrimediabilmente l'alibi dell'uomo. Un alibi che da tempo scricchiola, ma che adesso sembra franare sotto il peso delle perizie tecniche e di una serie di incongruenze mai del tutto chiarite. Sebastiano Visintin ha sempre sostenuto che il 14 dicembre 2021, giorno in cui Liliana scompare, abbia lavorato nel suo laboratorio di via Donadoni dalle 9:15 alle 12 per poi uscire in bicicletta, riprendendo l'intero tragitto con una GoPro. Il problema è che quelle 3 ore, le più importanti, le più delicate, sono coperte unicamente dalla sua versione dei fatti. Nessuno lo vede entrare o uscire dal laboratorio. E il telefono cellulare che avrebbe potuto fornire qualche elemento di verifica risulta inspiegabilmente spento o non raggiungibile. Visintin ha cercato di giustificare quel buco con un'argomentazione piuttosto fragile. All'interno del laboratorio il telefono non prende. Ma questa affermazione, secondo i consulenti tecnici di Sergio Resinovic, fratello di Liliana, è smentita dai dati oggettivi. Analizzando i tabulati telefonici, i periti avrebbero verificato che il cellulare di Visintin aggancia normalmente la cella telefonica della zona compatibile con il laboratorio. In altre parole, lì dentro il segnale c'è. E il telefono, se davvero era spento, lo sarebbe stato per scelta. Una scelta ben precisa. Un ulteriore elemento spinoso emerge dall'analisi di una specifica chiamata. Si tratterebbe di una telefonata fatta da Sebastiano Visintin verso il cellulare di Liliana il giorno stesso della scomparsa. L'anomalia? Prima ancora di questa chiamata, l'uomo avrebbe risposto a una chiamata in entrata proprio su quel telefono, lasciando intendere di essere consapevole del fatto che il dispositivo si trovasse ancora in casa. Ma allora, perché cercare Liliana su un telefono che sapeva essere inutilizzabile? Il sospetto è che questa chiamata sia stata fatta per costruire un'apparente preoccupazione, o peggio, un falso tentativo di contatto per motivare il successivo allarme lanciato sulla scomparsa. Ancora più grave, la telefonata risulterebbe partita proprio dal magazzino di via Donadoni, dove, secondo quanto detto da Visintin, non ci sarebbe segnale. Dunque, il telefono, quando gli fa comodo, funziona. Quando invece dovrebbe tracciare i suoi spostamenti o dimostrare che si trovava effettivamente in laboratorio, si spegne. Altro elemento ambiguo, il famoso giro in bicicletta filmato da Visintin con una GoPro. Le immagini, ora oggetto di analisi e perizie, mostrerebbero un uomo tranquillo, intento a pedalare senza apparenti preoccupazioni. Le nuove indagini confermerebbero che nel tragitto non ci sarebbero anomalie, né deviazioni strane, né pause sospette, né comportamenti fuori luogo. Ma questo dato, piuttosto che scagionarlo, solleva un ulteriore interrogativo. E prima, quello che conta davvero sono le 3 ore precedenti alla pedalata. 3 ore in cui nessuno può confermare dove fosse realmente Sebastiano Visintin e durante le quali il suo telefono risulta silenziato o spento. Se davvero Liliana è scomparsa o è stata uccisa in quella finestra temporale, è proprio lì che bisogna guardare. E le riprese in GoPro, iniziate solo dopo le 12, non possono fornire un alibi. Come se non bastasse, durante l'ultima perquisizione a sorpresa a casa di Visintin, gli inquirenti avrebbero raccolto dati sul consumo di energia elettrica dei macchinari del laboratorio. L'obiettivo? Capire se effettivamente nelle 3 ore in questione vi sia stato un utilizzo coerente con il lavoro dell'uomo. In sostanza, si cerca una traccia energetica della sua attività. Se i consumi risultassero inferiori alla media o assenti, si aprirebbe un ulteriore vuoto nella sua versione dei fatti. Una verifica oggettiva, quella del consumo elettrico, che potrebbe finalmente sgretolare le ultime difese dell'uomo. Perché se Visintin dice di aver lavorato, ma i dati tecnici indicano che i macchinari erano spenti e il cellulare pure, allora si insinua un dubbio che ormai è diventato difficile da ignorare. Sebastiano Visintin continua a professarsi estraneo ai fatti e a difendere il proprio alibi, ma la sequenza di anomalie,
Il telefono spento in orari strategici, la chiamata sospetta dal laboratorio, le GoPro iniziate solo dopo il momento critico e ora l'analisi dei consumi elettrici costruisce un quadro sempre più problematico. Un alibi fatto di parole, non di prove. E a distanza di quasi 4 anni dalla morte di Liliana Resinovic, proprio quelle parole rischiano di diventare il punto più debole della sua difesa. Ma Sebastiano Visintin non sembra preoccuparsi troppo del peso delle indagini. Mentre la procura continua a scavare nel vuoto di quelle 3 ore decisive del 14 dicembre 2021, dalle 9:15 alle 12, e i consulenti del fratello di Liliana Resinovic mettono in discussione il suo racconto, lui appare tutt'altro che assillato dal bisogno di chiarire la propria posizione. In queste ore, infatti, Visintin si troverebbe tra Riccione e Rimini, non certo per motivi legati all'inchiesta, ma per ragioni che appaiono tutt'altro che urgenti. È stato visto in compagnia di Davide Barzan, che lo avrebbe accompagnato in giro e portato nel proprio studio. Barzan non ricopre un ruolo ufficiale nella sua difesa, ma c'è chi ipotizza che voglia entrare nel caso come consulente. Intanto però lo presenta, lo affianca, lo introduce come fosse una figura amica o potenzialmente strategica. Nel frattempo a Trieste la pressione aumenta. Si indaga su telefoni spenti, consumi elettrici sospetti nel laboratorio, chiamate fatte da un luogo dove lui stesso diceva che non prende nulla. Ma Visintin sembra disinteressato al peso delle contestazioni. C'è chi racconta che in un noto caffè del paese sia lui che il suo cane siano stati respinti. Non lo vogliono più. Eppure lui si muove con disinvoltura. C'è persino chi ironizza sul fatto che andrebbe realizzato un video intitolato Passepartout, viste le sue apparizioni ovunque, tranne dove servirebbe. Si dice anche che Barzan sia stato attratto dalla solita narrazione con cui Visintin si propone, quella dell'uomo che difende i reietti, dei buoni che nessuno capisce, il martire dell'ingiustizia. Un copione che gli calza da tempo e che ora sembra utile più che mai. Anche perché, secondo alcuni, non avrebbe nulla da perdere. In galera, tanto, non ce lo manderebbero comunque. Quanto ai soggiorni romagnoli, pare che Riccione non sia nemmeno una novità. Già in passato Visintin avrebbe frequentato la zona e ogni tanto ci tornerebbe per conto proprio. Ora che si trova tra Riccione e Rimini, a pochi giorni dalle ultime perquisizioni e mentre il suo alibi rischia di sgretolarsi del tutto, il suo atteggiamento appare, nella migliore delle ipotesi, indifferente, nella peggiore strategicamente lontano. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.